Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. In apertura la cronaca: ruba uno smartphone ma viene individuato dalla polizia grazie al tracking del cellulare. Arrestato a Udine un uomo di 49 anni, con sé aveva anche 10 grammi di cocaina. A incastrarlo è stato lo smartphone che aveva appena rubato. Grazie al tracking del telefonino, la polizia ha seguito le sue mosse e lo ha arrestato. Protagonista della vicenda è un uomo di 49 anni residente a Udine, che martedì scorso ha sottratto una borsetta da un'automobile parcheggiata in via Cormorbasso a Udine. La vittima si è subito accorta del furto e ha chiamato la questura di Udine. Seguendo il sistema di localizzazione del cellulare, la donna ha guidato le volanti inviate dalla sala operativa fino a una via del centro. Qui gli agenti hanno bloccato l'uomo, già conosciuto dalle forze dell'ordine, che si stava velocemente allontanando in sella a una bicicletta. Dapprima il 49enne ha negato ogni addebito, poi, messo alle strette, ha consegnato lo smartphone, oltre a 10,3 grammi di cocaina e 565 euro in contanti, probabilmente frutto di attività illecite. Dopo aver fatto recuperare ai poliziotti la borsa, un portafoglio, un mazzo di chiavi da lui abbandonati in un canale asciutto, l'uomo è stato arrestato per furto pluriaggravato e detenzione illecita di stupefacente e portato in carcere a Udine. L'arresto è stato convalidato venerdì dal GIP di Udine Carlotta Silva, che ha disposto la custodia cautelare in carcere. E non c'è ancora nessuna traccia dell'uomo, nessuna notizia dell'uomo di 85 anni, originario del Veneto, che si è smarrito ieri pomeriggio a Chions. Sono una cinquantina le persone attivate per le ricerche, continuate per tutta la notte, ma che al momento non hanno dato esito. Ieri, dopo l'allarme, è stato attivato il piano di ricerca delle persone scomparse, coordinato dalla prefettura di Pordenone. La base operativa è stata allestita di fronte alla chiesa di San Giorgio a Chions. Difficile intervento notturno degli uomini della stazione del soccorso alpino di Maniago. Verso le 23 di ieri sera è giunta una chiamata da un gruppo di cacciatori che si trovavano nella zona del Canal della Cuna a Tramonti di Sotto. Uno di loro, un uomo di 58 anni di Fanna, si era separato per rientrare a casa e scivolato precipitando per una ventina di metri in un canale di roccia e ghiaia. Per sua fortuna aveva con sé una radio con la quale ha allertato gli amici che hanno avvisato i soccorsi. Il cacciatore, ferito seriamente, è stato raggiunto dai soccorritori che lo hanno stabilizzato e recuperato. Il malcapitato è stato consegnato prima all'ambulanza salita a Forcazuviel, poi all'elisoccorso notturno che lo ha trasportato all'ospedale di Udine. Sul posto anche i carabinieri di Meduno. E ancora a cronaca: dopo il distacco di massi avvenuto ieri, la strada comunale di Savogna tra Stermizza e Barza è stata liberata, ma è stata comunque chiusa precauzionalmente. Così ha disposto il sindaco Tatiana Bragalini con un'apposita ordinanza firmata nella prima serata di ieri, dopo che alcuni massi erano precipitati sulla carreggiata. Il distacco non ha fortunatamente coinvolto persone, dunque nessuno è rimasto ferito. Nessuna frazione di Savogna è rimasta isolata. Quanto prima sarà eseguito un sopralluogo per valutare la stabilità del costone e dunque definire gli eventuali interventi di bonifica da eseguire. Sul posto ieri erano intervenuti insieme ai tecnici del comune i volontari della squadra comunale di protezione civile del comune di Savogna. A Udine i dipendenti comunali non bastano mai. Nonostante vengano banditi frequentemente concorsi, il personale non è mai al completo. In molti infatti chiedono trasferimento altrove o si licenziano. Il posto fisso nel pubblico non è più ambito come nel passato. Il Comune di Udine è sempre a caccia di personale. Con il concorso per amministrativi laureati intende assumere diverse decine di persone, mentre sono 11 i posti previsti per i diplomati da impiegare nei servizi tecnici. C'è un turnover continuo di personale legato ai pensionamenti, legato anche al fatto che tanti che lavorano qui decidono di andare a lavorare in qualche altra amministrazione oppure di licenziarsi anche dal pubblico impiego. Il posto fisso non è visto come un traguardo per la vita, viene visto come un'esperienza professionale alla quale possono far seguito altre esperienze professionali. Faccia conto che quest'anno abbiamo avuto procedure di assunzione per più di 140 persone su un totale di circa 780 dipendenti. Questo per dire del velocissimo turnover che si registra anche all'interno di una struttura che, come quella del Comune di Udine, che nei tempi passati vedeva un ingresso in giovane più o meno età 20-30 anni eccetera e poi si arrivava a concludere con l'ingresso alla pensione.
E veniamo ai dati di oggi della pandemia. I nuovi casi sono 400, in terapia intensiva sono ricoverate 4 persone, mentre altre 219 sono in altri reparti. Non si registrano decessi. Progetto Autismo è sbarcato in Carnia. È stato inaugurato a Cedarchis lo spazio messo a disposizione dal comune di Arta Terme, dove sarà attivato il servizio abilitativo comportamentale Autism Special Force, rivolto a bambine e bambini con autismo dai 2 ai 18 anni. Verrà supervisionato gratuitamente dalla Fondazione Progetto Autismo di Feretto Umberto. Lo spazio inaugurato a Cedarchis, messo a disposizione dal comune di Arta Terme, dove sarà attivato il servizio abilitativo comportamentale Autism Special Force, rivolto a bambini e bambini con autismo dai 2 ai 18 anni. Si tratta di un servizio innovativo volto a fornire competenze e abilità specifiche nel trattamento dell'autismo e nella presa in carico dei bisogni delle famiglie. Abbiamo passato alcune settimane importanti, la nuova legge sulla disabilità è ormai realtà, oggi dobbiamo lavorare all'attuazione dei principi di quella norma e anche questa vostra esperienza va ed è coerente con questo lavoro. Abbiamo fatto molte cose, molte ci restano da fare con la forza e la straordinaria passione che chi ha un problema lo fa diventare una ricchezza, una grande opportunità. Quindi per questa ragione davvero grazie e continuiamo insieme su questa strada. Il Comune di Udine valorizza l'Archivio Italiano dei Giochi e lo arricchisce di ulteriori giochi da tavolo ideati in Friuli. L'Archivio Italiano dei Giochi di Udine è stato rinnovato guardando soprattutto alla valorizzazione dei giochi friulani. L'amministrazione comunale ha definito un programma di eventi che si terranno sia in biblioteca che ludoteca. Partiranno gli incontri il 25 novembre e si concluderanno il 22 dicembre. Tra le iniziative più interessanti sono proprio gli incontri con Andrea Angiolino, che è uno dei massimi esperti di giochi a livello nazionale, che presenterà un suo dizionario dei giochi, le sue ultime pubblicazioni, poi anche che cos'è un gioco da tavolo, una pubblicazione proprio che spiega dettagliatamente le varie tipologie dei giochi da tavolo, e poi un altro gioco molto interessante che verrà presentato il 1° dicembre in biblioteca, ma poi vorremmo fare il giorno successivo una presentazione anche in una scuola di Udine, ed è questo gioco che si ispira alla ricerca di Angelica, che si ispira all'Orlando Furioso. E poi l'ultimo incontro il 22 dicembre, Diego Lavaroni presenta questo studio che gli è stato commissionato dall'Archivio Italiano dei Giochi, che riguarda appunto l'alfabeto dei giochi popolari, uno studio specifico sulle tradizioni ludiche. Passiamo agli spettacoli. Sarà visitabile fino al 20 novembre la mostra Takashi Paolo Nagai, annuncio da Nagasaki, nel chiostro Beata Vergine delle Grazie in piazza 1° maggio a Udine. 47 i pannelli allestiti e 25 guide disponibili per visite guidate gratuite. La mostra Paolo Takashi Nagai, annuncio da Nagasaki, è stata presentata nell'auditorium del Centro Culturale delle Grazie con gli interventi della curatrice, la dottoressa Paola Marenco, e di Don Alessio Geretti. Il titolo della presentazione pubblica è Ciò che non muore mai, Paolo Takashi Nagai, l'atomica e noi. La mostra è visitabile nel chiostro delle Grazie in piazza 1° maggio a Udine fino a domenica 20 novembre. Oltre 70 i volontari che hanno lavorato per l'allestimento e oltre 25 guide saranno disponibili per le visite guidate gratuite per singoli e gruppi. Innanzitutto dobbiamo una nostra gratitudine a Paul Glynn, un padre marista australiano che, conoscendo la vita di Nagai, ha voluto raccontarla al mondo, in particolare per riappacificare i rapporti tra l'Australia e il Giappone dopo la guerra. E noi abbiamo ricevuto questo libro, ci è capitato in mano tra il 2017 e il 2018, che è Pace su Nagasaki, e la sua vita ci ha colpito enormemente. Musica. A vincere l'edizione 2022 del Festival Mondiale della Canzone Funebre svolto a Rivignano è stato il musicista e cabarettista Fabrizio De Poi.
Sulla Fiera dei Santi, Rivignano è tornato alla ribalta della cronaca per il Festival Mondiale della Canzone Funebre, rassegna che da inizio secolo accoglie musicisti invitati a cimentarsi nella composizione di una canzone a tema funebre di varia natura. Chi presenta un brano rock, chi canta autorale, chi ironico cabarettistico. Organizzata dal comune di Rivignano Teor con l'associazione musicisti delle Tre Venezie, la Kermesse vuole perpetuare con un tocco di modernità l'antica tradizione rivignanese, per la quale, dopo aver dedicato il 2 novembre al compianto dei defunti, i paesani si ritrovavano in piazza la sera per celebrare la morte e la vita, scacciando così la paura e tristezza con il Bal sul Brear, ovvero il ballo sul rumoroso pavimento di legno per allontanare gli spiriti. Nel corso degli anni il festival è diventato uno dei più chiacchierati del Friuli e famoso in Italia, ma non solo. Siamo passati indenni sotto le forche caudine del Covid e l'approccio è sempre più scantonato, ma attento a ciò che accade in giro, afferma il direttore artistico Rocco Burtone. Non è stato facile scegliere quest'anno i partecipanti a Non si ride della morte, punto, oppure sì, punto interrogativo, titolo del festival ispirato a canzoni sospese fra la vita e la morte, ma li abbiamo trovati sia in regione che fuori, con addirittura una musicista e violoncellista ungherese. 7 i gruppi finalisti della edizione 2022, con ospiti Frizzi, Comini, Tonazzi, famoso trio protagonista della scapigliatura friulana, i Giù col Morale, gruppo erede dei Gufi, i re del cabaret italiano, e gli Spiritual Ensemble, interpreti del canto religioso più famoso nel mondo per il messaggio di pace. E chiudiamo con lo sport. Basket in Serie A2, Girone Rosso, Up World Wild West e Web Gesteco Cividale sono impegnate oggi alle 18 nella sesta giornata di campionato. L'Apu ospita la Fortitudo Bologna, reduce dalla sconfitta contro le Eagles di Cividale, che oggi cercano la prima vittoria stagionale in trasferta a Cento nella gara che Telefriuli trasmetterà in differita alle 22. Un impegno non facile per la truppa di Pillastrini contro un avversario agguerrito, reduce dal KO contro la Tramec Ferrara per 85-84. Il coach delle Eagles infatti ha presentato Cento come una squadra ben strutturata con un mix di giocatori esperti e giovani, che ha cominciato col piede giusto il campionato ma che avrà il dente avvelenato dopo la sconfitta nel derby. Pillastrini si attende dei progressi dai suoi e soprattutto la determinazione nel giocarsela fino alla fine con grande umiltà, consapevoli della forza degli avversari. E per oggi è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento all'edizione delle 19. Buon pomeriggio.